Domani 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Nel Trevigiano un'associazione che costruisce biciclette speciali. E domani 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Affronteremo l'argomento in modo approfondito già in Buongiorno Regione a partire dalle 7:30. Già oggi però vogliamo lanciare il tema con questo servizio realizzato nel Trevigiano, dove un'associazione che si occupa di ragazzi autistici costruisce biciclette speciali. Stefania Bolzan e Paolo Colombatti. Vediamo. L'hanno chiamata Hug Bike, che in inglese vuol dire la bicicletta dell'abbraccio, proprio perché su questo tandem speciale chi sta davanti è quasi abbracciato da chi occupa la posizione posteriore. Ed è proprio chi sta dietro che guida e che ha i comandi di cambio e freni. L'idea è venuta a Mario, papà di un bambino autistico, che non voleva rinunciare al piacere di andare in bicicletta col figlio, nonostante questi stesse crescendo e non fosse più possibile metterlo sul seggiolino. Evitiamo che rispetto a un tandem tradizionale il passeggero che è seduto dietro possa o non pedalare o addirittura è successo con alcuni ragazzi di abbandonare scappando fermi al semaforo magari il mezzo. In più si riesce a parlare molto più facilmente rispetto ad un'altra tipologia di bicicletta o di tandem. Progettare e realizzare la Hug Bike non è stata una sfida facile. Nonostante il sostegno iniziale di una banca e la collaborazione con un progettista esperto, prima di arrivare a questo modello, oggi brevettato, Mario e i suoi amici sono dovuti passare attraverso una decina di prototipi. Abbiamo dovuto iniziare piano piano, tagliando, saldando 2 biciclette normali per poter capire dove si poteva arrivare con questo tandem. Alla fine però ce l'hanno fatta. In questo straordinario progetto sono riusciti a coinvolgere anche alcuni autistici adulti che prestano servizio in officina. Non è difficile. Basta capire come va sulle viti, basta virare, poi la serie è fatta, montare e via. La fondazione, oltre il labirinto, oggi riesce a produrre circa 5 Hug Bike a settimana. Ognuna sul mercato costa poco più di 2.000 euro. La voce si sta spargendo e anche altre associazioni e case di riposo hanno deciso di acquistarla. Una, completamente bianca, i ragazzi dell'associazione l'hanno regalata a Papa Francesco, portandogliela direttamente in Vaticano in occasione della giornata dell'autismo. A consegnarla Ottavio, che a ringraziamento del Santo Padre ha risposto: Figurati.